Sanremo è Sanremo, sempre Sanremo, fortissimamente Sanremo e l'Ariston è il suo cuore pulsante. E proprio nella settimana sanremese si è consumata, nel modo migliore, una bella storia che ha avuto come protagonista la poetessa e scrittrice Anna Maria Campello. Ma che cosa è successo? Ma è successo che c'era in Via del Campo la presentazione del libro scritto dal proprietario, insieme alla sorella, vabbè, ma l'ha scritto Walter Vecchino e la cara amica Laura Monferdini mi ha invitato. Io al mattino ho detto, ma il mio Sanremo, che l'ho sempre ascoltato da quando ero bambina, ho detto, l'ispirazione un attimo per il teatro Ariston, una breve ricerca così, e ho buttato in un attimo giù una poesia. E, e poi sono andata a Via del Campo, combinazione, c'era di tutto, mezzo sciopero, blocchi stradali, ho detto è destino che non vada, torno indietro, ho detto no, ci deve andare. Sono arrivata all'ultimo minuto, stavano quasi chiudendo. E allora ho consegnato, ho detto guardi, in omaggio alla mia amata Sanremo, il festival amatissimo, e quindi le offro questo gentile pensiero. Guardi, sono rimasta, ma no, no, la legga, la poesia. Non ha mai scritto nessuno una poesia per il teatro. Come gliel'ho letta, si è commosso, mi ha abbracciato e poi mi ha detto: Ma posso fare qualcosa? Cosa ne questa poesia? Posso usarla? Guardi, l'ho detto, l'ho fatta per lei in occasione della presentazione del libro in cui lei parla della vita di Lariso, faccia quello che ritiene opportuno. È finita lì. Gentilmente mi ha anche dato il suo numero, ma io non osavo né disturbarlo, niente, non ci siamo più sentiti. Poi con Laura, ho detto Laura, c'è il festival, mi ha mandato un fotografo delle fotografie fatte quel giorno lì. Cosa dici? Posso mettere col libro, eccetera? Ah, sì, 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 senz'altro. Poi facendo una ricerca mi esce fuori nel portale dell'Ariston che Walter Vecchini ha presentato praticamente la mia poesia con in un modo talmente emozionante che mi sono commossa, non me l'aspettavo assolutamente. No, E ma dico, per ma chiudere Sanremo e Sanremo. ho detto per chiudere Sanremo e Sanremo perché non me l'aspettavo, quindi è stata una sorpresa emozionante, grande, grande, grande. Ringrazio Walter Vecchino per questa gioia che mi ha dato, questa soddisfazione.